sicuramente il Sud, la Calabria, la Sicilia, il Mezzogiorno del Paese, però devo dire anche il Nord oggi vive una grande crisi, è la crisi della piccola e media impresa, è la crisi delle persone normali che non arrivano a fine mese, non quelle che vede Saccomanni. Il Ministro continua a dire che la recessione è finita e invece andiamo avanti. A noi sembra, girando per le piazze, io ieri ero in Veneto, non nel profondo Sud, e devo dirvi che la crisi è identica, è una crisi nazionale che si può risolvere solo in un modo: lottando l'evasione fiscale, la corruzione, dando la possibilità alle piccole e medie imprese di poter operare, avere finanziamenti e avere quindi regole certe e non al contrario essere vessate. Io credo che solo così si mette in moto l'economia. Ci sono settori totalmente abbandonati. Noi dell'Italia dei Valori facciamo anche proposte concrete, come abbiamo sempre fatto in Parlamento e come facciamo oggi nelle piazze. Una per tutte: diamo gli stessi diritti ai lavoratori del terzo settore, diamo gli stessi diritti al popolo delle partite IVA, gli stessi diritti ai lavoratori dipendenti, per fare in modo che 8 milioni di persone possano avere la possibilità di proseguire e di avere i diritti che vengono riconosciuti dalla nostra Costituzione. Sono proposte concrete, ma per fare questo devi avere i soldi, ma i soldi ci sono, vanno presi ai grandi evasori che li tengono in Svizzera e ai quali nessuno pensa di andarli a togliere. Ecco, quello che noi vogliamo è un governo della solidarietà, dell'equità, che consenta di raggiungere questi obiettivi a danno di chi ha troppo, anche avendo evaso le tasse, e a vantaggio di chi non ce la fa più ad andare avanti. È ovvio che con un governo tenuto in piedi da un soggetto che è condannato a 4 anni proprio per evasione fiscale è complicato pensare che si possa lottare all'evasione fiscale.